Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smagnosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io di cassetti di ricordi ed indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima, poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra nuda di malinconia. Io e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori dei miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento dentro a un senso di inutilità, e fragile e violento mi son detto tu vedrai. Io troppo piccolo tra tutta questa gente che c'è al mondo. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai. E ho corso in mezzo a piatti bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità. E giovane e invecchiato mi son detto Enrico tu vedrai. Vedrai, Enrico, vedrai, tutti! Strada facendo, vedrai che non son più da solo. Strada facendo, troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore. Che davvero non sono più da solo. Con me questa sera c'è Alessia Gelucci. Buonasera, ma non solo, con te stasera ci sono tutti loro. Sì. Buonasera e buona settimana a tutti. Alessia, posso dirti una cosa? Prima mi ha fatto effetto perché 10 minuti prima di andare in onda io di solito esco un attimo nel giardino a cercare la concentrazione per la puntata. La lasci fuori? No. E ho visto
che era giorno. Ho detto aspetta un po' un attimo. Fantastico. Sto sbagliando qualcosa. Sono tornato indietro per vedere l'orario. Non è che ci siamo collegati un'ora prima. No, è giorno fuori. Ma che bello. Alleluia, è arrivata la primavera barra estate fra un po'. Adesso non esageriamo, però mi fa piacere vedere comunque. C'era il sole, un timido sole, o meglio, c'era il chiaro del sole qui a Luserna San Giovanni. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Fateci sapere che lì, che ci siete davanti alla TV sul canale 13 pronti per cantare insieme a casa. Sai Peiretti. cosa ho notato invece io? Che nonostante non ci siamo messi d'accordo, guarda i colori che abbiamo stasera. Belli, molto, Hai visto molto, molto autunnali, cioè c'entriamo No. proprio. No, a parte gli autunnali, Dimmi abbiamo che non beccato- sono autunnali, sì che sono autunnali, insomma, marrone. Vabbè, però sono intonati, ma poteva sì. arrivare con l'arancione, non c'entrava niente, tipo, no? Mi porti a Chicago? Sì, Sweet Home? Sweet Assolutamente. Home. Chicago, per voi. come on, oh baby, don't you wanna go? Come on, oh baby, don't you wanna go? Back to the same old place, my sweet home, Chicago. Come on, oh baby, don't you wanna go? Ciao Giulia! Honey, baby, don't you wanna go back to the same old place, my sweet home, Chicago? Chicago lo so. Well, honey, what is to stick to this age? Come on, baby, don't you make me late today? Baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home, Chicago? Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go Non t'arrabbiare. back to the same old place, sweet home, Chicago? Mi sono sentita un attimo Louis Armstrong. Adesso tra un po' mi tira anche un pugno qua. Caramba! Beh, nelle prove me l'hai tirato tu, quindi Fatemi sentire! Tutti a casa! In regia questa sera il nostro Fabrizio! Buon lavoro! Sarà lì che balla, anche secondo me, con gli occhiali scuri e il cappello. mentre copia e incolla messaggi a non finire. Fatelo lavorare Fabrizio! Super 369, 9918. Look that brother, baby, and you see that. Hey, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home, Chicago? Come on, oh baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go back to the same old place, my sweet home, Chicago? Bello questo brano, mi piace molto, mi dà grinta nonostante, Mette allegria, sì. nonostante che sia straniero, che sai che io in casa Peretti tendo a non cantare straniero, però questo è un bel brano. Ti piace questa postazione da seduta? Mi piace tanto, mi piace ogni tanto cambiare, sì. Allora, qui da seduti adesso, mia cara Calucci, diamo degli appuntamenti importanti a tutti i nostri amici, molto Bene. importanti. Allora, innanzitutto, domani sera qui con me ci sarà Valentina ed Enzo, quindi tornano questa accoppiata vincente pianoforte-voce. Fantastico. Per quanto riguarda invece la puntata di mercoledì, torna il nostro Sugar Cipo
quindi sarà una puntata dedicata interamente alle grandi canzoni di Zucchero. Bene. Questo grande uomo, Grande, m'hai detto. non solo di statura, ma di cuore, poi un grande artista. Quindi ragazzi, Ottimo. non vi perdete mai nessuna puntata di Casa Peretti, come dico sempre, ma tanto meno quella di mercoledì. Ma se qualcuno di voi, visto che mi è stato scritto sui social, ma quando è che fai il prossimo tour? Quando è che fai il prossimo viaggio? Guardate Vero, quando qui. è che lo fai? Guardate qui la locandina che vi facciamo vedere io e Fabrizio in questo momento. Si va tutti insieme a Sant'Orso alla fiera. Quindi se volete venire insieme a noi a fare Ad Aosta, sì. a fare questo tour ad Aosta domenica 3 aprile 2022, per forza mandateci un messaggino anche al 348 80 40 254, sarò io direttamente a contattarvi, oppure cercate l'agenzia di viaggio Polaris di Bagnolo. Quindi ci saranno le telecamere, rete 7, tanta allegria, farò cantare tutti voi, insomma. Mi raccomando, vorrei vedervi in tanti domenica 3 aprile, e per di più è veramente una bella festa. E Non ci sono mai stata. ti do dirò. anche una news, Sì. un'anteprima assoluta. Una volta arrivati ad Aosta, sai chi c'è lì che canta? Sì, lo so. C'è Valentina! Sì, C'è la nostra yeah! Valentina! Quindi avete due piccioni con una fava, due piccioni con un viaggio solo. E adesso Benissimo. continuiamo a cantare un brano dedicatissimo alla nostra amica Betta, Il cielo. Stavo pensando com'è il cielo adesso a Chicago. Regia, che ora è a Chicago adesso? Che ore sono? Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Qua dietro sembra un cielo, vedi? Sì, un Un po' cielo sì. con tante stelle, lo facciamo più notturno. Eccolo lì. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità, e qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Quanta violenza sotto questo cielo, un altro figlio nasce, non lo vuoi, gli spermatozoi, l'unica forza è tutto ciò che hai. Grazie regia. Ma che uomo sei se non hai il cielo? Il cielo, il cielo. Ma che uomo sei se non hai la voglia di guardare il cielo? Grande Renato. È un brano molto richiesto, molto gettonato in Casa Peretti, ma c'è poco da fare, è un brano bello. Abbiamo parlato di un appuntamento importante qui tutta settimana, poi ci sarà questo viaggio, invece stiamo un po' più vicini, un po' più a ridosso delle 20:16 che sono adesso. Perché ridi? Perché quando ero piccola e mi dondolavo sulle sedie mi dicevano sempre guarda che prima o poi tomboli, e tu stai facendo la stessa non cosa. mi Pensa piace che molto, bel a me- momento in diretta. Non mi piace a me molto sta cosa, perché io ho bisogno di muovermi, ho bisogno di Fra un attimo esprimermi. se sparisce perché è passato giù dalla sedia. Comunque sia, diamo un appuntamento importante per questa puntata che ci arriverà la zia,
Teoricamente dovrebbe arrivare la zia Marta nel secondo tempo, mentre nel terzo tempo arriva il nostro Iatri, il nostro grande artista, e andremo avanti a vedere questo volto. Siamo quasi alla fine di questa lezione. Insomma, è stato molto bravo Iatri. Però abbiamo una grande sorpresa di Iatri, ma la diciamo domani, anche perché non possiamo svelare tutto adesso. Stasera, certo. Che carino, il nostro Fabrizio ha scritto: ma che le giostre, quando prima chiacchieravamo un po', e che le giostre, saluti uno, saluti l'altro, un barabaccio e cicocò. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Adesso un brano di Enrico Ruggeri, Peter Pan. Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse non immagini, ma non è difficile comprendere. L'hanno lasciato in libertà, vive lontano e non è qua. Forse si nasconde in mezzo agli alberi. Voglio sentire voi adesso, dai! Vola veloce su di noi, fotografare tu non puoi. Chiede a una farfalla che gli faccia compagnia. Ti abbandoni, liberi le mani, non ti piace stare sveglio. Meglio di così non saremo mai. Ti addormenti, dimmi che lo senti, che ti sta toccando piano piano quanto vuoi, come le carezze che non hai. Dicono che non tornerà, ma come lo chiamo ci sarà. Mi aiutava sempre a fare i compiti. Vola veloce su di noi, cosa mi dice tu non sai. Vola raccontando quando non lo sentirai. Ti confonde, dopo ti riprende, quando vuole ti cattura. Sei sicura che non lo vuoi con te? Ti accompagna al mare che ci bagna, come fosse un temporale. Sale dove vuoi, se ci credi forse lo vedrai. Chi sei? Dimmi cosa vuoi, cosa devi raccontare. Ci sei, dimmi come sei, moriremo crescendo. Chi sei? Dimmi cosa fai, a girare tutto il mondo. Ci sei, dove volerai, solamente con la fantasia. Ricordiamo che siamo dal vivo, fateci leggere tanti messaggi questa sera. Come fare? 348 80 40 254. Poi nel secondo tempo arriveranno anche tutte le vostre richieste fatte in settimana, ma adesso cantate questo finale di Ruggeri insieme a noi tutti. Liberiamolo. Liberiamo cosa? Le mani. Ti abbandoni, liberi le mani, non ti piace stare sveglio. Meglio di così non saremo mai. Ti confonde, dopo ti riprende, quando vuole ti cattura. Sei sicura che non ci credi e non lo vuoi con te? Cosa devi raccontare? Ci sei, dove volerai, solamente con la fantasia. E adesso noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi un brano sorpresa, i vostri messaggi, la zia Marta. Ma perché dovete cambiare canale? Non lo fate mai. Pubblicità. Bentornati amici telespettatori, teleascoltatori, hai detto tu l'altra L'altra settimana, volta, sì. però volevo fare un remember. Ricordiamo, sì.
Tra un po' andremo a leggere tutti i loro messaggi che hanno mandato al 348 80 40 254, ma adesso ormai per me e te è consuetudine andare a disintegrare un brano, che detta così disintegrare, Peiretti cosa stai facendo? No, è un brano nato per una voce esclusivamente femminile, che è quella di Giorgia, per di più è una vostra richiesta. Il brano è Come saprei, ma noi lo andiamo un po' a scomporre e lo rendiamo per un duo. Lo facciamo così. Ci proviamo. Ci proviamo. Sei pronta? Sì. Eccola qui. Dedicatissima. Cantate tutti con noi, tutti. Come saprei capire l'uomo che sei? Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi? Io ci arriverei nel profondo dentro te, nei silenzi tuoi, emozionando sempre più. Come saprei capire la donna che sei quando stai lì e non sai che voli prendere. Come saprei richiamare gli occhi tuoi, incollarli ai miei, emozionandoti sempre di più. Nel mondo che solitudini ci dà, perché non resti un po' con me? Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai. Ma come saprei riuscirci io? Ancora tu non lo sai. Io ci metterò tutta l'anima che ho. Quanta vita sei da vivere adesso. Come saprei. Io vorrei che fosse già pelle il contatto con te. Io vorrei che fossero stelle ogni volta con te. Tutti a casa! Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai. Come saprei riuscirci io? Ancora non lo sai. Io ci metterò tutta l'anima che ho. Quanta vita sei da vivere adesso. Come saprei. Alessia Cherucci, ma Enrico Peiretti. ma che ci abbiamo provato, eh? Ci abbiamo provato, aspetta che come dice la mia amica cinese Viscule Luci, eccola qua, è arrivata. Andu Malesi. Endu Malesi e il papà.
Duvalesi, Visco le luci. Ok. Allora Fabrizio, sei pronto? Noi siamo pronti, prontissimi e soprattutto tanto vogliosi di andare a leggere tutti i loro messaggi. Vogliosi. Colorato che si libera nel cielo splendendo la loro bella musica. Baci Dani, ma che bel messaggio Dani, hai sempre delle parole per noi che ci riempiono il cuore di gioia, grazie. Ciao ragazzi, ecco di nuovo Greta, Isabella, buona serata da Gabriella, Antonio e Domenica, ciao, grazie, che meraviglia. Buona serata a tutti voi carissimi. Enrico e Alessia, ho una richiesta, di solito non ne faccio, potrei fare una dedica per un mio caro amico martedì sera? Io confesso di Lacrus. Grazie, post scriptum, siete una delle coppie più belle e adesso non esageriamo, della televisione italiana. Grazie Cristian, grazie, ci fa molto piacere, i complimenti ci fanno piacere, però ce ne sono state di pazzesche di coppie della televisione italiana. Anniversario dei miei genitori, 58 anni di matrimonio, un saluto a tutti voi di Casa Peretti, Family, Fava e Spichi, ciao Luisa e Fulvio Torrepelici, auguri, 58 anni insieme, boh, che bello, 58 anni, io non riesco a fare 58 ore, bellissimo inizio di settimana con Alessia e Enrico. Ornella da Lusernetta, ciao amica nostra, grande fans di Casa Peretti la nostra Ornella che ci segue dall'inizio. Chiama in diretta, vabbè, Casa Peretti, voglio fare gli auguri, buon compleanno alla bellissima Marita Ballesio, buona serata a tutti voi, Antonio Primiceri rivalta, ma noi ci uniamo, volevamo dirlo alla fine, invece lo diciamo adesso, tanti auguri Marita, augurissimi, ma è sempre più bella, io non so, è sempre più bella. Ciao Casa Peretti, iniziare la settimana con voi è sempre una gioia infinita, dove la musica e il divertimento fanno da boss. Come sempre, un abbraccio. Lara, Aosta, ciao Lara, e salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da Aosta e dal Piemonte, e dalla Liguria e da Bologna. Sono contenta che vedo il programma sul canale 13, grazie per la compagnia, anche noi siamo contenti che vedi il programma sul 13, anche perché sul 12 e sul 14 c'è altro. Casa Peretti autunnale, direi che siete primavera tutto l'anno, grazie. Vi aggiungo, oltre a Tino, che la mia primavera, ora ci siete anche voi, grazie a dei Total Black, hai capito Tino cosa ti ha detto la nostra amica Grazia, che sei la sua primavera. Eccoci qui finalmente lunedì in compagnia della musica con la bellissima Alessia, a cui mando un bacio. Antonio Di Susa, ciao Antonio, grazie. Ciao Enrico, proprio oggi pensavo di farti questa richiesta, con il cielo nato zero. Tu tanto caro mi hai letto nel pensiero da distanza, grazie Vetta, grazie a te. È un po' che non la facevo, probabilmente per questo che anche tu hai pensato a questo brano pazzesco di Renato. Ciao Alessia e Enrico, come sempre siete belli e bellissimi, bravissimi, simpaticissimi. Un'ora con voi è pura poesia, un abbraccio dalla nostra super Flaminia, grazie. Prendiamo l'abbraccio forte 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 e te lo diamo anche a te. Un bacio grande alla mia super famiglia, la Tirreno Family, siete grandi. Ciao, chiunque tu sia, grazie. Ci uniamo al bacio grande. Ciao Enrico e Alessia, inizio settimana col botto, bravissimi, un bacione a tutti, regia compresa dalla Family Fava. Grazie Fava, mi fa molto piacere anche queste cose che oltre a fare i complimenti a noi, i saluti a noi, collegano anche il nostro Fabrizio in regia che sta lavorando. Buon inizio settimana amici cari, Alfonsina e Germano al vostro fianco. E mi piacerebbe vedervi qui, ma proprio realmente al mio fianco. Ricordo, per chi volesse vedere Casa Peretti dal vivo può mandarci una mail o un messaggio. Bravissimi, grande Enrico e fenomenale Alessia. Una richiesta, Soldati 365 all'alba di Umberto Smaila. Bravo Angelo, un brano difficile, un brano che devo imparare, un brano che imparerò. Grazie Angelo. Ciao Enrico, oggi è il mio compleanno, mi mandi un saluto con la mano e un bacio? Grazie Anna, ma appena la regia viene in onda, anzi regia, vieni subito in onda perché devo fare un saluto con la mano e un bacio. Ciao Enrico, Alessia, buona serata, Max76, ciao, zia Marta, Anna, ciao Anna, auguri, buon compleanno, bacio, abbraccio, non so cos'altro fare, non posso, do un bacio alla telecamera, no, andiamo avanti con i messaggi, dai, lo do dopo.
Ciao Enrico, Alessia, buona serata. Max66, ciao zia Marta, arriverà a brevissimo. Ciao Casa Peiretti, ciao Enrico, ciao Alessia, buon inizio settimana a tutti voi. Alessia, sei bellissima, è stupenda, complimenti. Un saluto anche a zia Marta. Davide da Bargia, un abbraccio col cuore, vi seguo sempre. Bravo Davide, seguire Casa Peiretti fa bene al cuore, fa bene all'anima. Bellissima la vostra interpretazione della canzone di Giorgia. Bravi, Mariangela, grazie. Ci abbiamo provato. Come tutte le canzoni che cantiamo qui in Casa Peiretti, noi ci proviamo. Bellissimo il duetto, siete dei grandi. Un abbraccio da Enrico, ad Enrico e Alessia, alla zia Marta, dal nostro Iatri che sarà protagonista a breve. Ciao Enrico, ciao Alessia, siete sempre forti. Da Massimo Vera, il nostro Massimo. Ciao Massimo, posso dirlo solo per te. Forza Toro. Grande ultra del Toro il nostro Massimo. Buonasera a tutti. A Castagnole Lanze, Asti, è circa un mese che non vi vediamo più, malgrado tutte le scansioni automatiche fatte. Cosa possiamo fare? Grazie. Allora, questo messaggio lo inoltriamo direttamente al nostro tecnico e cercheremo di capire come mai. Io devo fare una cosa, regia, una cosa che non ho mai fatto. Quindi tieni l'immagine ferma lì perché devo fare un bacio ad Anna. E quindi mi avvicino alla telecamera e faccio un bacio alla nostra Anna. Eccolo qui. D'ora in poi tutti i compleanni faccio così. Arrivo lì e do un bacio alla telecamera. Vabbè. Signore e signori, adesso però è il suo momento. Regia, se mi puoi solo chiudere l'audio, grazie, di ritorno. Perché il momento è importante, forse importantissimo. Ok, ottimo regia. Signore e signori, direttamente da non so dove, non so il perché, anche questa sera è qui con noi la zia Marta. Ma sempre sta cosa. Ma sempre. Ma come sei vestita? Ma come sei bruciata? Ma perché? È uno stacchetto che ci è venuto improvvisato l'altra volta. Ma Ancora un po' caldo, rifacciamolo. Sì. Comunque, sì. Ecco. Buonasera. Buonasera Peiretti, buonasera. Scusi, abbia pazienza, ma si rende conto come è vestita? Sì, new look primavera-estate 2022. Faccio la sfilata? No, non faccia nessuna No, sfilata, non mi niente. sembra il caso. Ma perché è Ecco. vestita così? Ma allora, in Oh. realtà sono vestita così, le spiego anche perché. Allora, si ricorda di Irma? Ogni tanto le parlo della mia amica sì. Irma. Ah, la sua amicona Irma che non esiste. Cioè, esiste ma noi non l'abbiamo mai vista. Esiste. E neanche i nostri amici a casa l'hanno mai vista. Comunque mi dica di Irma. Allora, cosa le dico? Le è venuta un'altra di quelle idee che solo a lei possono venire. Ieri sera, da sera tardi fino a tutta la notte, c'era lei mi dice, ci divertiremo tanto da stare davanti a un negozio. Sì? Perché non so se regalavano delle cose, non ho capito. No, non regalavano niente. regalavano. Ho visto anch'io delle immagini, Sì. lo Swatch, probabilmente l'ultimo tipo dello Swatch, c'era gente in coda dal giorno prima che Sì. dormiva lì sotto i Lei ha portici. idea? Allora ho detto, vabbè, visto che vuoi che ti accompagno per stare lì in piedi, annoiarmi, fare la calza o cosa, inventiamoci una cosa per movimentare e far passare il tempo anche chi è lì. Oh, bene, quindi avete fatto un po' di animazione con la gente che era lì che dormiva, che aspettavano le 9. Abbiamo Ok. tirato su un po', come si dice, la faccenda. Cosa ha e fatto? così ho deciso di interpretare. Lei la sa per caso bello? No, aspetti, quel tormentone che adesso c'è, che tutti ascoltano in radio. Sì, Di- di quello lì che del c'ha i nostro capelli Martelli. lunghi neri. Italia's Got Talent dovrebbe essere una cosa del Dovrebbe arrivare- genere. Ha fatto anche un balletto che io ho studiato. Ah, lei vorrebbe farci vedere il balletto? Sì, se lei vuole cantarla un pezzettino. Non io la faccio- so benissimo, ma ci Vabbè, proviamo. ma neanche io so benissimo il balletto, però secondo me insieme. Mi dia, allora facciamo Sì. così, io le creo anche un po' di atmosfera Atmosfera. dietro. Mi dia il microfono e proviamoci. Sì. È sicura di fare sto balletto? Sì. Amici, ci proviamo, eh. In bello bello, voce Enrico Peiretti, il balletto della zia Marta, Ho paura. Ho paura. Arriva lui, bello bello, ci pensa lui, stai tranquillo, da dove viene lui, bello bello,
tutto lui, manco a dirlo. Ripete sempre che non aveva niente, poi si è preso tutto da solo, imparando le lezioni sulla pelle. È un caso più unico che raro. Arriva lui, bello bello, ci pensa lui. Dai a casa come la zia. Stai tranquillo, da dove viene lui? Bello bello, fa tutto lui, manco a dirlo. Ed io che sono scemo, non ce l'ho neanche con lui. Sì, sono così buono che lo perdono, tanto chi lo vede più. La zia Marta arriva lui, bello bello, voglio ballare anch'io, facciamo il giro, pronta? Ci pensa lui, manco a dirlo. Ancora, dai, di là. Da dove viene lui? Bello bello, fa tutto lui, manco a dirlo. La zia Marta, straordinaria, grazie. E devo dire che è venuto anche abbastanza bene il balletto, insomma io non la sapevo, l'ho ascoltata 3 o 4 volte in radio perché è il tormentone del momento e poi dicono sempre che io canto, invece no, bello bello, abbiamo fatto bello bello stasera. Lo sa che se io avvicino questo A che cosa? alla telecamera Sì. riesco a vedere Fabri? No, non è Ecco, possibile. cosa? No. Ma non è possibile vedere Fabri. Non La posso- telecamera prende l'immagine e la manda a Torino. Non posso dirle cosa sta facendo Fabri. Ma cosa vuoi? Ma sta lavorando. Ah, Per sta cortesia. lavorando. Posso andare un po' avanti con le loro richieste, le loro canzoni? Si sia da accendere nel mentre. No, da accendere. Poi No? in televisione non funziona non si tanto fuma. così. Ok. Andiamo avanti ricordandovi che siamo. No, non siamo in ritardo. Quindi 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Fabrizio, mandiamo 3 minuti di pubblicità e poi un gran finale qui in questo lunedì sera. Così strano di Casa Peiretti. Pubblicità. Bello, bello. Grazie, lo so. Ci pensa lui, manco a dirlo. Un'altra vostra grande richiesta arrivata in settimana è proprio un brano dei Camaleonti dal titolo Applausi.
Adesso siete pronti? Siete pronti lì con gli appunti? Foglio e penna per continuare questo viaggio attraverso l'arte del nostro Iatri. Vai Fabrizio. Ciao, eccoci di nuovo qui. Ciao Enrico. Ciao a tutti quanti voi di Casa Peiretti, come state? Eccoci di nuovo qui con me. Chi sono? Iatri, Francesco Colangelo, il ritrattista e caricaturista in arte Iatri Arte. E sono qui per insegnarvi qualche piccolo trucco per fare dei ritratti o delle caricature perfette. Le volte scorse abbiamo visto come procedere alla realizzazione di questo volto, di cui trovate tutta la realizzazione completa sulla mia pagina. Oggi vediamo in particolare di questo volto come si fanno a fare i capelli. Sembra una sciocchezza, ma i capelli si fanno pettinandoli. Cioè il tratteggio che dobbiamo utilizzare con la nostra matita, con il nostro pennarello, sarà sempre nel senso come se pettinassimo i capelli. Se lo facciamo in un altro senso non funziona. Se avete una carta molto buona, un trucco anche che potete utilizzare è quella di graffiare prima il foglio. Funziona solo con carte abbastanza spesse. Io uso una forchetta, ma si possono utilizzare altri strumenti, stecchini di legno, grattando prima il foglio e passando poi la matita sopra. Dove abbiamo grattato col foglio, lì rimarranno i segni bianchi, perché lì la matita non penetra, perché con la matita abbiamo grattato. La matita avrà fatto un solco, la forchetta avrà fatto un solco e dove c'è stato questo solco lì rimarranno i segni bianchi. Questo è un trucco per facilitarvi molto il lavoro. Poi, come vi dicevo, i capelli vanno fatti come se li pettinaste, per cui sempre in quell'ordine lì, con quell'inclinazione lì. Si fanno prima le ciocche principali, cioè dei segni per vedere com'è che va l'andamento dei capelli, dopodiché si vanno a definire facendo poi dei capelli più sottili. E anche per oggi è tutto, vi saluto, ciao Enrico, ciao a tutti! Ciao Iatri, grazie. Iatri sarà protagonista anche domani, ma non vi posso anticipare nulla, ma sarete voi insieme a casa a giocare con lui. Ma non vi posso dire, zia Marta cosa fa? Ma sì? cosa ha nei piedi? Cos'ha? Niente, Peiretti, ho iniziato a giocare in borsa. Ma i piedi dentro, ma se ne vada, per Sì. favore, che io adesso devo fare una cosa seria, se ne vada, su, Va bene. se ne vada, voglio andare a leggere gli ultimi messaggi che ci hanno mandato. No, si fa ancora male qui, che poi l'Inps mi fa un piacere. Allora, vai Fabrizio con gli ultimi messaggi che sono arrivati in questo lunedì. Eccoli qui. Ciao Enrico, come hai fatto a prendere due piccioni con una fava? Che io ero a tavola e me ne sono accorto. Papà fava! Un grande abbraccio a Alessia e Luisa e Fulvio, complimenti al look di zia Marta. Proprio bella, sì, proprio bella. Irma è come la moglie del tenente Colombo, esiste ma non si è mai vista. Ma noi preferiamo vederla zia Marta. Buon inizio settimana, Tino dei Total Black, Enrico Viverone, vi aspettiamo sul serio per una grigliata. L'invito era ufficiale e mio caro amico, è trovare il tempo in questo periodo che è veramente impossibile. Ciao Peiretti, ti ringrazio per avermi fatto partecipe alle tue fantastiche serate. Eros da Angrogne, Torre Pellice, grazie a te Eros, benvenuto in casa Peiretti. Terribile! Brava nonna Vale! Grazie nonnina, grazie. Terribile, ti hanno detto che sei terribile, in effetti. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, Alessia che Luci, siete bellissimi, buon inizio settimana a tutto lo staff d'Antonio Primiceri di Rivalta di Torino. No, di Rivalta e basta. Su, blasone, c'è un blasone che mi morsica i cavi. Vabbè. Ciao zia Marta, sei simpaticissima, ti mando un grosso abbraccio. Maurizio da Villa d'Ossola, grazie Maurizio, grazie.
Zia Marta ha cambiato look, sembri più giovane, volevo dire a Ombri che l'amo più della mia vita. A presto. Coroneremo, attenzione, il nostro sogno. E chissà che sogno è. Grande Tino. Però è una bella, insomma, mi ha creato curiosità. Ciao Enrico e Alessia, bell'inizio di settimana, siete sempre simpatici. Bello look di zia Marta, Giacomo e Silvana. Grazie. Ma adesso spieghiamo anche perché zia Marta si è vestita così, non è pazza, cioè è pazza ma per altri Diretti. motivi. Ciao amici di Casa Peretti, Alessia ed Enrico, vorrei sentire una canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te, oppure Ciao amore, ciao, con Dalida. Enrico da Collegno, te la mettiamo in programma in settimana, se non domani di sicuro entro mercoledì. Adesso però devo fare un augurio alla nostra cara amica che è stata anche qui, è stata protagonista di Casa Peretti, la nostra Ferrari, la nostra Marina Ferrari, perché è caduta, posso dirlo in TV, però mi dispiace. sta benino, però oggi l'ho sentita e mi fa Enrico, visto che sono a casa, non mi posso muovere, hai voglia di dedicarmi una canzone dei Pugli? Faccio, va bene, te la faccio, tutta dedicata a te. Ed è una canzone, pensa zia Marta, molto particolare perché è un testo ricercatissimo dove l'ultima parola della frase, di una frase, è la stessa parola dell'inizio della frase successiva. Mi piace questa cosa. È una bene. cosa un po' machiavellica del nostro Stefano Dorazio e il brano fa più o meno così. E mi ricordo che stavamo bene, ebbene riempivamo i nostri giorni, ma i giorni messi in fila fanno tempo e il tempo fa cambiare che neppure lo sappiamo e non sappiamo come va a finire, e va a finire che poi ci perdiamo tutto, proprio tutto. E tutto ci fa voglia di cercare tra la gente in mille strade, le strade che ci portano lontano, lontano ma da soli. E soli non è bene, non è giusto, e non è giusto smettere di amare chi ci complica la vita, ma è vita da inseguire. Siamo una storia che si può cantare senza la musica e senza parole, una canzone che dice piano che siamo come siamo. Dormiamo con la testa nel futuro che spaventa i nostri giorni, i giorni di fatica e di fortuna da sperare di imparare a stare al mondo, nel mondo meridione delle stelle, le stelle che ci insegnano la strada per tornare. Siamo una storia che si può cantare senza la musica e senza parole, una canzone che dice piano che siamo come siamo.
questo era dedicatissima. Bravissimo Enrico, grazie di cuore, bellissima. Canzone bellissima, suonata e cantata da te. Spero di essere da te al più presto. Noi te lo auguriamo con tutto il cuore. Grazie a tutti, ci vediamo domani per una nuova puntata. Grazie alla zia Marta, grazie a Fabrizio in regia. Ciao, vi voglio bene. Ditelo in giro. Ciao.